Oggi abbiamo ritenuto di fare una conferenza stampa invitando Conservizi e quindi anche le aziende di trasporto pubblico locale su gomma per quanto riguarda Venezia e anche la navigabilità, per mettere al centro dell'attenzione il problema comunque di un'attenzione particolare a quello che è il sistema di mobilità veneto, sia ferro che gomma, che parte innanzitutto da un trattamento di equità che dovrebbe esserci tra il ferro e la gomma, a una revisione anche di quello che è il piano dei trasporti veneto, che è un po' datato, a una revisione di quella che è la legge 2598 che regola comunque il sistema dei trasporti, che dovrebbe basarsi su alcuni principi. Uno, un'applicazione di costi standard, che potrebbe essere l'applicazione di costi standard nazionale, visto che si basa poi questo su uno studio, tra l'altro, che era stato fatto alla Regione Veneto qualche anno fa. L'altro aspetto è la dichiarazione di quali sono i servizi minimi, per evitare che poi nell'applicazione della razionalizzazione del governo vengano fatti dei tagli lineari che subiscono alcuni settori e non altri, e dopo anche l'applicazione di un fattore che è il fattore di attrattività, per quanto riguarda, per cui di andare a premiare quelle che sono le aziende che poi riescono a portare più passeggeri all'interno dei propri mezzi. Il messaggio è autonomia veneta nel settore dei trasporti per quanto riguarda il Veneto, e anche per esempio un elemento di condivisione per quanto riguarda di concertazione sull'acquisto dei mezzi, sul rinnovo anche del parco mezzi per quanto riguarda la Regione Veneto, e quindi anche un colloquio con le aziende per quanto riguarda l'acquisto di nuovi mezzi sulla sostenibilità ambientale, così come previsto anche dal piano dell'energia, e soprattutto un atto di forza trasversale perché questo settore, anche la gomma, non venga sacrificata come purtroppo invece abbiamo visto per troppi anni.